io sono Sergio Tognozzo, sono vice sindaco del comune di Vestenanova, è un piccolo comune della provincia di Verona, dell'est veronese, abbiamo 2500-2600 abitanti, un comune di collina, 500 metri di altitudine, un clima ottimo. Abbiamo la fortuna di avere all'interno del nostro comune la frazione di Bolca, dove ci sono i fossili di Bolca, famosi in tutto il mondo, e difatti grazie anche a questa cosa dei fossili siamo, come vallata della Val d'Alpone, siamo candidati alla candidatura UNESCO, più che altro appunto per questo sito dei fossili. Il comune di Vestenanova è prevalentemente ad attività agricole, non ha grosse attività industriali, c'è qualche piccola attività, ma insomma più che altro sono degli artigiani che operano, però negli ultimi anni sono partite parecchie attività a livello di giovani che hanno preso in mano la lavorazione agricola, insomma la lavorazione dei campi, e con discreti successi, anche perché il clima e la posizione del nostro comune è ottima per la coltivazione di frutti di bosco, di frutti tipo coltivazioni tipo ciliegie, e negli ultimi anni sono partiti anche un po' di coltivazioni di vigneti, di uva, insomma di cantine che dal sud si spostano per venire a piantare le vigne qui da noi, probabilmente per il tipo di terreno che favorisce anche una buona produzione, insomma. Secondo lei che cosa rappresenta il GAL per il territorio e per la valorizzazione, la promozione e il rilancio del territorio? Io sono convinto che il GAL sia un mezzo da utilizzare per arrivare a delle soluzioni, a dei contributi magari a livello europeo. Il GAL è disponibile, ci rende disponibile come aiuto per fare da tramite, per cercare le giuste strade, per trovare giusti contributi per attività, per aiutare insomma chi ha bisogno come attività lavorativa. Ecco, lo vedo in questo senso come un tramite, un aiuto per accedere anche per avere delle informazioni, insomma. E nel prossimo futuro, quindi nell'epoca post-Covid, quanto sarà difficile fare promozione del territorio? Come si dovrà un po' aggiustare il tiro in questo senso? Bisogna cercare secondo me appunto vie mediatiche, perché anche in queste, per esempio la nostra zona era molto ricca di attività promosse dalle varie associazioni, manifestazioni, sagre, altri tipi di eventi che quest'anno non verranno rispettati per il discorso Covid, perché è difficile organizzare una manifestazione in questi periodi, proprio perché ci sono talmente regole, talmente restrittive che non si riesce. Difatti noi siamo uno dei pochi comuni probabilmente che riusciremo a organizzare una fiera agricola di Vallata, che era già in programma per quest'anno di farla a Vestenanova. Abbiamo tentennato parecchio anche col comitato organizzativo, perché le regole sono veramente limitative al massimo, però pensiamo di farla lo stesso nel fine settimana tra il 23 e il 24 agosto, e sarà uno dei pochissimi eventi che si faranno quest'anno, per cui la promozione dei prodotti nostri locali e anche delle attività quest'anno sarà molto difficile. Bisognerà usare mezzi tipo internet o altri social, insomma, per tentare di fare un po' di pubblicità o altre cose. Però questo evento, insomma, dimostra il nostro impegno e anche penso che sia utile e speriamo che vada in porto, insomma, ecco. E per quanto riguarda la programmazione futura del GAL, secondo lei su quali argomenti, su quali questioni ci si dovrà focalizzare maggiormente? Proprio qui volevo arrivare, perché mi sono letto in questi giorni anche l'iniziativa qui insieme che ha messo in campo il GAL, che secondo me è bellissima, e leggevo sul terzo ambito appunto in cui si parla anche di cultura, perché a mio giudizio anche le attività per esempio agricole in questo periodo, nonostante il lockdown, sono riuscite a lavorare lo stesso, a produrre, e adesso nella ripresa hanno cominciato a vendere i loro prodotti. Mentre chi fa cultura o chi fa per esempio spettacolo in questi periodi è stato penalizzato in maniera secondo me assoluta, nel senso che chi faceva per esempio musica oppure chi faceva cultura si sono bloccati del tutto questo tipo di attività, e queste secondo me sarebbero le attività più da aiutare da parte anche del GAL nell'ambito culturale, ecco, da cercare di dare uno stimolo anche a questo tipo di attività. Perché, ripeto, le altre secondo me hanno sempre lavoricchiato, e adesso c'è la ripresa, la stagione anche quella giusta per vendere i propri prodotti. Invece chi faceva spettacoli non ne fa ancora addirittura, per cui
queste persone, secondo me, ce ne sono anche in Vallata, in zona nostra, insomma, gruppi culturali o persone che vivono un po' di cultura e di spettacolo, di arte, e questi sono i più penalizzati a mio giudizio.